Allora, intanto noi stiamo un po' chiacchierando delle difficoltà anche che possono trovarsi i cittadini, naturalmente, che diciamo la ricaduta finale poi è, come sempre, sui soliti noti. Allora, lei ha avuto un'esperienza, appunto mi raccontava, anche nell'ambito del sociale, perché precedentemente, prima di diventare sindaco, vicepresidente dell'Anci del Veneto, vicario dell'Anci del Veneto, era assessore al sociale e ha notato che c'è stato un cambiamento completo di chi afferisce agli, Diciamo che come consigliere ero in nella commissione, commissione del sì. sociale, e quindi parliamo di 8 anni fa, 8-9 anni fa, i casi sociali erano quei 10-15 casi sociali e il comune aveva le risorse anche per aiutarli. Nel frattempo io divento sindaco e nel 2008-2009 arriva la crisi, adesso la platea delle persone che sono andate in difficoltà si è molto ampliata, ha coinvolto anche famiglie che non si direbbe, e il comune non ha più gli strumenti, per cui diciamo che sono aumentati i casi e sono diminuite le risorse che ci sono a disposizione per far fronte a questi casi. Non ci sono case per tutti, per cui è veramente una situazione in cui si fa fatica, si fa fatica a far fronte al fenomeno. Non bastasse, arriva il nuovo calcolo ISEE. L'ISEE è il reddito con il quale, il calcolo insomma, per il quale si dà il contributo a chi ne ha bisogno. È chiaro che il comune ha tutto un regolamento, se viene cambiato il metodo di calcolare l'ISEE, vengono cambiati i parametri, con il regolamento attuale si prende una platea molto maggiore e il comune rischia di andare in default perché non ha risorse, per cui anche lì stiamo aiutando i comuni a formare anche i dipendenti con questo nuovo ISEE Per cercare per di andare a vedere. fare dei regolamenti che permettano di dare un aiuto a chi ne ha bisogno senza far andare in fallimento il Comune, comune. c'è una cosa pazzesca. Un attimo solo che ci desse una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, pronto, dove chiama? Sì, Buongiorno. buongiorno, sono Fausto, chiamo da Abano Terme. Sì, buongiorno. Intanto saluto la conduttrice che vedo che ha corso anche questi giorni di vento, perché i capelli, Un po' ventosi. perché io la Sì. vedo continuamente correre. Saluto il suo ospite, Buongiorno. che però vorrei invitare a non piangere sempre, perché Bobby Solo quando ha visto Lanci ha fatto la canzone Una lacrima sul viso, tanti anni fa, però adesso è cambiato qualcosa. È cambiato perché voi piangete sempre, provate a immaginare le famiglie invece come sono messe, voi piangete e poi aumentate la tassi, la tasi, aumentate tutto, aumentate tutto. L'ISE, se oggi l'ISE, prima parlava dell'ISE, se oggi Sì. l'ISE è diventato un mostro, perché sono andato stamattina a fare l'ISE per i miei figli che vanno all'università, è diventato un mostro, è per colpa di quei comuni che non hanno applicato la legge, cioè dovevano farli controllare. Allora, fino all'anno scorso, chiunque faceva l'ISE faceva quello che voleva, non li avete fatti controllare, è inadempienza vostra, e adesso l'ISE è diventato un mostro anche per quei disgraziati come me che invece hanno sempre dichiarato il giusto. Ma a parte questo, io non so di che paese lei, perché mi scuso ma mi sono messo... Sì, Valeggio sul Mincio, vicino alla zona del Lago di Garda, provincia di Verona. Ah, Verona, perfetto, guardi, io vengo ogni 15 giorni a Zevio e ogni 15 giorni vado a Verona, vado a fare un giretto a Verona, che da quello che si dice non è cambiato niente. Sono venuto il giorno della Befana, sono venuto la settimana, domenica 2 giorni fa, e Verona, l'unica cosa che è cambiata a Verona, che stanno dicendo chissà cosa, sono cambiate le tariffe dei parcheggi, prima costavano poco, adesso costano un sacco di soldi. Questa è Verona oggi. Non sa cosa succede invece nel Veneto? Succede che nel Veneto io sono un dirigente di una squadra di una squadra. Nel Veneto è cambiato il flusso di denaro che va alle province e alle città. Oggi il denaro, siccome Venezia è Lega, va a Treviso, principalmente nello sport, e Verona nello sport, perché là i flussi nella medicina stessa, idem medicina,
Cioè sono i flussi di denaro, non è cambiata, non è che questi hanno portato una ventata di chissà quale vento innovativo, hanno solo tolto quel 50 che andava agli altri e ce li sono portati a casa. Dai, adesso sentiamo cosa risponde il nostro No, ospite. voglio dire che oggi non chiamiamo più politici. Io avrei un aggettivo, ma non lo dico perché può essere denunciato. Comincino a fare effettivamente, a lavorare come fossero dei padri di famiglia, considerando il Veneto 6 milioni di abitanti una famiglia e distribuito per 6 milioni di abitanti. Grazie, arrivederci. Grazie alla sua telefonata. Arrivederci. Allora, il nostro telespettatore ha tirato in ballo diverse questioni. Beh, tra l'altro lei, essendo anche esponente della Lega, lo possiamo dire, può anche prendersi la risposta relativamente sia all'ultima osservazione. E poi il discorso dell'aumento della tassazione locale, che per i cittadini è pesantissimo, e poi l'ISEE, che è diventato effettivamente un rebus. Quindi sono tre le cose in pochissimi minuti. Io inizio rispondendo che non faccio fatica ad amministrare come padre di famiglia, sono padre di famiglia. Valeggio, se il signore va a vedere l'Arena di oggi, c'è un articolo che parla di Bovolone, ma Bovolone e Valeggio sono risultati comuni con la tassazione in Veneto più bassa. Per cui a Valeggio le tariffe di IMU, Tasi, quella di convenienza delle aziende per sì, evitare... ok, quindi è un paese attrattivo, Valeggio come Bovolone. Sì, attrattivo per le aziende, ok, sì. Per cui posso rispondere per il paese che amministro io, chiaro che non posso rispondere per il paese dove vive il signore. Per quanto riguarda il fatto Quindi che... è responsabilità le tassazioni locali sono in capo ai singoli sindaci, Sì, che allora, hanno per esempio amministrato... io a settembre sul tavolo avevo l'ipotesi di aumentare la Tasi dall'1 che era, andare all'1,5, perché a settembre, in fase di assestamento dei bilanci, di verifica degli equilibri, sembrava non ce la facessimo. Non avevano ancora fermato le bocce a Roma, io ho detto non chiudo il bilancio, non vado ad aumentare le tasse, che Renzi non mi ha ancora detto quanti soldi mi trasferisce. Per me rimangono quelli che avevo messo in bilancio di previsione come aliquote. Piuttosto rallento, fermo, vedo, cerco di tenere come il buon padre di famiglia il portafoglio chiuso. Non ho aumentato le aliquote, sono riuscito a rispettare il patto, mi sono dato da fare, ho venduto una partecipazione nella farmacia, ho fatto delle operazioni e ho rispettato il patto senza aumentare le aliquote. Perché se io a settembre avessi aumentato le aliquote nei giochini che fanno e che hanno fatto fino a fine ottobre, prima di darti il termine ultimo per fare il bilancio di previsione, vedendo che io le avevo aumentate mi avrebbero tagliato i trasferimenti. Io ormai quel gioco lì l'ho capito e cerco di non farlo, anche perché poi quella era la base di partenza per il bilancio di quest'anno. Quindi oggi parto da 1 e spero di riuscire a non aumentarle, se no partirei da 1,5. Okay. E via dicendo. Parlando dei tagli, visto che il signore dice che non è cambiato niente, abbiamo solo cambiato e li diamo ai nostri amici, io nel 2012 il fondo sperimentale di riequilibrio, del 2012, che praticamente è la somma che lo Stato mi dà dopo che abbiamo pagato tutte le tasse, lo Stato ti ridà come trasferimenti, mi dava 1.352.000 euro. Sono diventati 979 nel 2013, 518 nel 2014, da 1.300.000 a 518. Quindi dimezzato, anzi più che dimezzato. Ecco, adesso io mi trovo 1 milione di euro in meno che mi arriva dallo Stato, mi dica il signore come faccio a far quadrare il bilancio. Aumento la tariffa dell'asilo, aumento l'aliquota della Tasi, quello è quello che succede. Quindi il governo è bravo a non aumentare le tasse, taglia i trasferimenti ai comuni, si viene a prendere direttamente i soldi sui territori e obbliga noi a fare la figura, giustamente come ha detto ci aumentate tutti i costi. Per cui io posso rispondere per il mio comune, io a Valeggio l'asilo sono 95 euro al mese, nei comuni attorno quello che ha meno ha 130 euro al mese, da 95 a 130 per 10 mesi è una bella somma, ma saremmo costretti ad andare a rivedere, perché purtroppo quest'anno mi tagliano 465.000 euro, quindi dai 518 prevedono di darmene 53.
Ecco, ma secondo lei a livello, lasci stare il suo comune, perché poi ognuno nel Che mi piace proprio... parlare di dati concreti, perché sennò il Signore Sì. dice mi racconti No, no, a livello generale, questo ragionamento qua, a livello Veneto, perché poi lei rappresenta l'ANCI Veneto, è un ragionamento che può essere controbattuto, Sì, che è io corretto, perché poi a livello Italia sappiamo che ci sono l'ira di Dio, che succede di certo. tutto e di più. Cosa Ma dici? chiaro, noi si parlava di Veneto autonomo anche per quello, perché ora definirla, che ci siano quelli virtuosi, quelli bravi, quelli che rispettano le regole, che vanno a rimetterci Quindi e a voi, mantenere tutti sì, voi quelli che... vi sentite penalizzati anche se avete operato correttamente perché si sono presi dei provvedimenti, dei tagli Sostanzialmente a livello lineari. nazionale cosa succede? Quello che sta succedendo anche a livello locale. A livello locale creano lato, tu sei obbligato a entrare nel lato dell'acqua magari, no? E quindi la tariffa la decide lato. Io a Valeggio mi vedo aumentare il costo dell'acqua quando io potrei anche non aumentarla perché negli anni 80-90 sono stati fatte fognature e acquedotti, però siccome ci sono dei paesi che non l'hanno fatto e che non riuscirebbero a farlo adesso, creano lato, con la tariffa vanno a raccogliere da noi i soldi per fare gli interventi dove non li hanno fatti. A livello nazionale fanno lo stesso, vengono a prendere da noi i soldi per andare a fare, ma fosse così sarebbe anche niente, che dà fastidio è che vengono da noi a prendere i soldi per sperperarli, non per risolvere, perché in 50 anni che va avanti questo meccanismo avrebbero anche dovuto risolverli i problemi. Siamo al punto di partenza, vuol dire che sono state sperperate tante risorse delle nostre aziende che non ce la fanno più. Ultima cosa perché il tempo purtroppo vola. Lo split payment, in due parole, che cos'è? Un'altra Ecco, novità? un'altra invenzione di Renzi, amico del signore che ha telefonato, un'altra invenzione di Renzi che cosa fa anche questa cosa? Le aziende che lavorano per il comune non riceveranno più dal comune imponibile e IVA, verranno pagate solo per l'imponibile. L'IVA il comune la pagherà direttamente allo Stato per contrastare l'evasione. Fatto sta che le aziende pagheranno l'IVA ai loro fornitori di materie prime e dovranno aspettare che lo Stato gli rimborsi l'IVA con i tempi dello Stato nel momento in cui andranno a richiederla. Non la tireranno, non la percepiranno dal comune Quindi onde resteranno abitare. fuori dell'IVA Dell'importo sostanzialmente. dell'IVA rimangono fuori fino a quando avranno dimostrato allo Stato. Quindi non conviene neanche fare i lavori per i comuni. Mancava appena solo questo, perché già adesso mi fai il lavoro quest'anno, ti pago l'anno prossimo. Io ho aziende che hanno aspettato 6 mesi di pagamento, quando la legge direbbe diversamente. Però in questi periodi, Oppure a un certo punto arrivano a livello di aumentare il costo, sì, il prezzo, perché dentro si devono mettere l'eventuale attesa gli interessi. di un IVA di Allora, interessi. purtroppo il meccanismo è quello che già il comune non è più un'opportunità quando potremmo essere Certo, un'opportunità perché di lavori se ne potrebbero assolutamente. fare. Siamo anche, adesso diventiamo anche cattivi pagatori, nel senso che mettiamo in difficoltà queste aziende anche sotto questo punto di vista, per cui non so quanto ancora io per natura sono ottimista e non sono uno che si piange addosso. Non sto piangendo come ANCI, cerco di rappresentare una situazione che per colpa non parlo neanche di solo quest'ultimo governo, ma degli ultimi governi, hanno buttato addosso agli amministratori locali che sono il front office, sono a contatto con i cittadini, ci hanno buttato addosso delle responsabilità che non abbiamo. Ci stiamo assumendo delle colpe che non abbiamo perché se aumentiamo le tasse perché lo Stato ci taglia i trasferimenti, avrebbe potuto mettere le tasse allo Stato e prendersi le sue responsabilità, invece le fa aumentare a noi. Quindi oltre a farci lavorare ci fa anche odiare dai cittadini che io credo non ce lo meritiamo e non sia una mossa intelligente, insomma, creare questo attrito, questo scontro sociale tra il cittadino e l'amministrazione locale che è il primo Certo, livello. anche se ci sono dei comuni, delle realtà diciamo così, amministrate non in modo attento, che hanno fatto male i loro conti, Chiaro che che lì comunque hanno sperperato deve essere il cittadino che dice a Valeggio mi amministra in un determinato Certo. modo, E ognuno lo nel proprio promuovo, lo comune. boccio. Nell'altro paese hanno lavorato Ha bene, fatto delle opere che sono utili oppure altre opere che sono disastrose. lì va giustamente nella scelta di chi ti amministra. Certo. In maniera generale, come associazione dei comuni, come ANCI Veneto, dico che veramente ogni anno dobbiamo fare la formazione dei dipendenti perché ti cambiano il nome e la No, no, ma tassa, ma infatti,
Qui ci sono dei costi da sostenere, purtroppo siamo arrivati al termine. Grazie Vicepresidente, grazie a voi di averci seguito e di aver partecipato. Noi naturalmente, essendo martedì, ci ritroviamo questa sera ad affrontare temi di attualità dalle 21 alle 23. Grazie. Grazie, arrivederci.